Stiamo parlando fondamentalmente di una sorta di resoconto di tutta l'attività che abbiamo svolto su questo scalo nei primi 6 anni nei quali ce ne siamo occupati. Ricordo che la legge ce li ha attribuiti nel 2016, ma noi siamo entrati in carica alla fine del 17 e il trasferimento è avvenuto nella primavera del 18. Abbiamo trovato un porto con gravissime carenze infrastrutturali e soprattutto manutentive, alle quali abbiamo piano piano posto rimedio sia con delle progettualità importanti che con degli interventi spot. In questo momento possiamo dire che tra quanto abbiamo messo a terra e quanto abbiamo progettato con documento di indirizzo alla progettazione, stiamo parlando di oltre 25 milioni, che si tratta, insomma, che fanno sì che il porto in poco tempo potrà assumere un ruolo ancora più rilevante nello svolgimento di determinati tipi di traffico per i quali è già un'eccellenza a livello nazionale e internazionale. L'anno scorso alla fine dell'anno scorso abbiamo inaugurato la nuova linea di security che ci è costata 1 milione. Abbiamo comprato e realizzato per esempio i prefabbricati per la nostra security e per la Guardia di Finanza. Adesso abbiamo bandito una gara da 560.000 euro per quanto riguarda la videosorveglianza. Abbiamo bandito una gara da 3 milioni e 2 per 4 anni di security, giusto per capirci. Le guardie giurate costano 800.000 euro all'anno, ma questo, come dire, qualcuno ogni tanto lo dimentica. Piuttosto che, per esempio, a febbraio consegneremo i lavori che sono appaltati per 7 milioni e mezzo per il rifacimento dell'ex sede dei Vigili del Fuoco, dove erano sedi i nostri uffici, tutti gli uffici degli operatori portuali e anche un terminal a disposizione del traffico crocieristico, sperando che ovviamente il traffico crocieristico, come dire, trovi sempre interesse per l'area oristanese. Ecco, tutti questi sono numeri, sono dati di fatto e sono cose già successe. In più abbiamo pianificato con un documento di indirizzo alla progettazione 12 milioni e mezzo per il rifacimento completo di tutti i piazzali, di tutti i cunicoli e di tutti i sottoservizi e 1,5 milioni per quanto riguarda quasi 2 milioni per quanto riguarda il rifacimento di tutte le banchine. Stiamo parlando di lavori importanti al termine dei quali ci troveremo di fronte a un porto che ha una grande capacità fortemente, diciamo, per certi versi inespressa. Voglio dire che attualmente il porto di Oristano è impegnato per circa 1/3 della sua capacità. No, rispondo che fondamentalmente prima di parlare bisognerebbe informarsi. Bisognerebbe scoprire, per esempio, che Oristano, fatto 100, il prodotto, diciamo così, dell'attività portuale, Oristano partecipa alle entrate con una percentuale non superiore al 2%. Quindi in questo momento noi stiamo investendo a Oristano una percentuale superiore al 13% rispetto alle entrate proprie dell'ente, che vuol dire che stiamo investendo molto di più di quanto il porto di Oristano produce e quindi lo facciamo perché crediamo nella possibilità di crescita. Per cui consiglieri regionali, province, ecco, tutti quelli che parlano eccetera, farebbero bene, e noi siamo disponibili ovviamente, a informarsi, a chiederci degli elementi cognitivi che noi siamo in grado di dargli. E quando si mettono a leggere i nostri bilanci, se non riescono a leggerli bene, perché mi rendo conto sono un po' difficili, basta che ce lo chiedano e noi glielo spieghiamo.